Buongiorno, le principali notizie. Totò Cuffaro nel vortice dell'inchiesta su appalti pilotati in sanità si è dimesso da segretario nazionale della Democrazia Cristiana, opposizione all'attacco del governo regionale. A Capizzi nel Messinese una fiaccolata per non dimenticare Peppe, il sedicenne ucciso per errore. Il sindaco dice dobbiamo reagire con forza. Il Black Friday della droga, Siracusa, un gruppo di spacciatori proponeva offerte e consegne a domicilio per gli stupefacenti tra gli arrestati. Turni di lavoro massacranti, fu ucciso da un colpo di calore l'operaio di Giarre in servizio su una nave da crociera alle Bahamas, lo ha stabilito l'ultima consulenza del medico legale. A Catania appaltati i cantieri per riqualificare la zona industriale con fondi per 50 milioni di euro, tra gli interventi la messa in sicurezza del ponte sull'ottava strada. Calcio, Serie B Palermo, altra sconfitta in trasferta, la Juve Stabia vince 1-0 con il gol di Cacciamani. Rosanero che scivolano al sesto posto in classifica, adesso è crisi. In Serie C Catania oggi gioca in casa con l'Altamura, pienone di pubblico al Massimino. Caturano dal primo minuto, il suo momento arriverà presto, dice Toscano. E mentre il Trapani vince ancora e batte Picerno 2-1. Buongiorno e buona domenica. E dunque, dopo l'inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti truccati in Sicilia, Cuffaro si è dimesso da segretario nazionale della Democrazia Cristiana. L'ex presidente della regione lascia, ma le opposizioni continuano ad attaccare e intanto il colonnello indagato smentisce di aver rivelato a Cuffaro notizie sull'inchiesta. Orazio Longo. L'ex presidente della regione Totò Cuffaro si è dimesso dalla carica di segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Dimissioni irrevocabili le ha definite, conseguenza dell'inchiesta della Procura di Palermo sui presunti appalti truccati in Sicilia, con la richiesta di 18 misure cautelari all'indirizzo, tra gli altri, dell'ex governatore e dell'ex ministro e attualmente parlamentare Romano, che sul suo profilo social controbatte alle accuse definendole storia di un orrore giudiziario. Ma le dimissioni di Cuffaro poco influiscono sul giudizio che i partiti di opposizione stanno esprimendo nei confronti dell'intero sistema politico. Parlano di una crisi etica e morale senza precedenti. I 5 Stelle chiedono a Schifani di farsi da parte. Il segretario del PD Schlein parla di una Sicilia tenuta in ostaggio dal centrodestra, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha organizzato un presidio davanti Palazzo d'Orléans per chiedere le dimissioni di Schifani. Dal canto suo, la presidenza della regione fa sapere di seguire con doveroso riservo, ma con rigorosa attenzione, la vicenda. Nel centrodestra non mancano però le frizioni. Il deputato ex Fratelli d'Italia Manlio Messina alla trasmissione Il Punto su Telecodoro si chiede perché mai a pagare non sia l'assessore regionale anziché il direttore generale. Se Renato Schifani vuole dare un segnale, dice Messina, rimuova l'assessore che ha fatto circolare il bando e rilancia il guanto di sfida al governatore per le prossime regionali. La mia candidatura sarà certamente in campo se il candidato dovesse essere Schifani, ma se il centrodestra trova l'unanimità su un altro candidato, ben venga, io sarò felice. Magari se questo candidato fosse Nello Musumeci, il grande ritorno, ne sarebbe felicissimo. Uomo sei, lei no? Ah, buh. Ancora è un mistero che io non ho mai risolto. Se qualcuno me lo dice io le posso rispondere. Sì. Intanto ha respinto ogni accusa Stefano Palminteri, tenente colonnello dei Carabinieri, coinvolto nell'inchiesta sui presunti appalti truccati. A Capizzi adesso una fiaccolata contro la violenza per ricordare il giovane Giuseppe ucciso per errore sabato scorso. Francesco Triolo. 1.000.000 di persone, centinaia di fiaccole accese, strette tra le mani di giovani, famiglie, amici, cittadini comuni. Capizzi non dimentica Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso per errore sabato scorso in piazza, e ieri sera erano in tantissimi anche da altri centri della zona alla fiaccolata che si è snodata per le vie del piccolo paese dei Nebrodi per ricordare Peppe. Il corteo ha transitato anche da via Roma, proprio di fronte al bar dove il giovane è stato raggiunto dal colpo di pistola. Le parole di Don Antonio Cipriano. Speranza. Fa che la luce di queste fiaccole non si spenga in questa notte, ma continui a brillare nei nostri cuori come impegno di amore e di memoria. Un dolore di tutti, condiviso con i genitori, il fratello Emanuele, gli amici, compagni di scuola, cartelli e ricordi di Peppe, nessuna pietà per chi ha spento la sua luce, giustizia per Giuseppe, recitavano alcuni.
Il fiume silenzioso attraversa il paese fino al santuario di San Giacomo, dove il sindaco di Capizzi ha lanciato un nuovo appello affinché venga garantita più sicurezza ai cittadini. Dobbiamo aiutare, dobbiamo reagire con forza e quando capiamo che qualcosa non va, dobbiamo aprirci e parlare con chi non doveva. La foto di Giuseppe tra le mani della madre, in prima fila, dietro un paese, una chiesa gremita, per piangere ancora una volta, ma anche per testimoniare che Peppe non sarà dimenticato. Ancora violenza in carcere, l'ultimo episodio si è verificato ad Enna, dove un detenuto extracomunitario si è scagliato contro un poliziotto in servizio, ferendolo alla testa e rompendogli una vertebra. A denunciare l'accaduto è il sindacato autonomo di polizia penitenziario e il SAP di Enna. E adesso andiamo ancora a violenza, a Palermo i giovani si fanno promotori di legalità e sicurezza per salvare la città dalla violenza. Il comitato Palermo Sicura, composto da studenti universitari, lancia le sue proposte al sindaco Lagalla. Sentiamo Emanuela Corsi. Io sono Fabrizio Landolina, un giovane palermitano come tanti, e sono stanco di uscire a Palermo con la paura. Ora basta, è il momento di dirlo! I giovani non solo eroi negativi al centro di fatti di cronaca nere della Malamovida, ma protagonisti di una rivoluzione culturale e sociale. Giovani che si fanno promotori di legalità, di città più sicure, solidali e accoglienti, facendosi carico di proposte e idee per vivere meglio il territorio. Per questo nasce il comitato Palermo Sicura, composto da studenti universitari con l'obiettivo di salvare la città dalla violenza ed evitare la fuga di altri giovani. Ieri una delegazione ha incontrato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per illustrare una serie di proposte concrete volte a migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici della città, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della vivibilità e dei servizi pubblici. Le nostre proposte che chiedono allo Stato, alle istituzioni, che si intervenga con forza e che si interviene in una maniera socioculturale, quindi ringrazio che ci ha affidato il palchetto della musica, dove lì appunto creiamo delle iniziative socioculturali. Tra le proposte del sindaco l'invito ai giovani a lavorare assieme alla creazione di un progetto sperimentale denominato Angeli della Notte, che prevede la costituzione di cooperative giovanili impegnate in attività di presidio e segnalazione per la sicurezza urbana, anche tramite l'utilizzo di un'app. Sul fronte della sicurezza, intanto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale al bilancio consolidato, si sblocca l'assunzione di nuovi vigili urbani. In tutto sono 100 gli agenti previsti per il Comune di Palermo. Vendevano la droga riservando promozioni per i clienti, dal Black Friday alla possibilità di consegna a domicilio con un messaggio su WhatsApp. La polizia ha smantellato un fortino in via Santi Amato a Siracusa, 3 gli arresti, e nel Palermitano invece 26 le denunce per un'operazione partita nel 2019. Francesco Loi. Avevano pensato a tutto, dalla consegna a domicilio alle offerte del Black Friday, prendi 3, paghi 2. Gli spacciatori di via Santi Amato a Siracusa ce la mettevano tutta per invogliare all'acquisto di droga, un'attività a cui però la squadra mobile ha messo fine. Sono 3 gli uomini arrestati, di 21, 24 e 37 anni, tutti colti in flagranza mentre stavano per vendere le dosi, 190 quelle sequestrate tra cocaina e crack e 10 di hashish, tutte già preconfezionate. I poliziotti hanno trovato anche una pistola a gas, una balestra e più di 1.000 euro. Ma la droga non ha confini, lo spaccio arriva anche nei piccoli centri, come nelle Madonie. In 26 a Petralia Sottana, nel Palermitano, devono rispondere a vario titolo di detenzione, cessione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, era partita nel 2019, quando un extracomunitario fu trovato con alcune dosi di eroina, nascoste in un sacchetto di semolino. Non si è mai arresa in questi 2 anni la moglie di Alfio Torrisi, l'operaio di Giarre nel Catanese, morto mentre era al lavoro sulla nave da crociera alle Bahamas. Lunghe ore sotto il sole, impegnato come falegname, gli sono state fatali, lo ha confermato l'ultima consulenza medico-legale, che parla di un colpo di calore che provocò un'embolia polmonare e un infarto multiorgano. Ma al dramma si è raggiunto anche la macabra scoperta quando la salma era rientrata a casa svuotata dagli organi e riempita di
segatura. Lo aveva scoperto il medico legale e da qui la denuncia alla procura dei familiari e l'avvio dell'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati del titolare della ditta per la quale lavorava Torrisi e del comandante della nave per omicidio colposo. Turni di lavoro massacrante anche di 14 ore alla giornata, denuncia appunto il legale della famiglia Antonio Fiumefreddo. E adesso andiamo avanti col nostro telegiornale, ci occupiamo della zona industriale di Catania dove sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'apertura di cantieri che apriranno appunto tra meno di un mese. Tante le criticità da affrontare, su tutti la messa in sicurezza del ponte sull'8ª strada. Tonino De Mana. Appalti per 50 milioni di euro e primi cantieri tra meno di un mese. È il momento della svolta per la zona industriale di Catania che dopo decenni di immobilismo è destinataria di massicci investimenti per migliorare sicurezza stradale e decoro urbano. Non sarà abbattuto ma sarà oggetto di un intervento di manutenzione il ponte sull'8ª strada che versa in condizioni a dir poco disastrose con infiltrazioni d'acqua, lo vedete, che stanno mettendo a rischio la stabilità della struttura. Il famigerato ponte dell'8ª strada sarà anch'esso oggetto di intervento, probabilmente un intervento di consolidamento, non di abbattimento per come noi in passato abbiamo chiesto, ma è qualcosa perché comunque sia già consolidarlo, ristrutturarlo vuol dire renderlo più agibile, renderlo sicuro e ovviamente non si avrà più paura nel percorrerlo e nel attraversarlo. Centinaia le imprese che assicurano migliaia di posti di lavoro, mezzi grandi e piccoli che si spostano in una zona disastrata, in molti tratti al buio e spesso trasformata in enormi acquitrini dove è impossibile persino transitare. Investimenti strategici per restituire dignità e funzionalità in un'area che accoglie il cuore produttivo di Catania. Questo permetterà chiaramente alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che frequentano l'area industriale di poter andare finalmente presso la loro sede lavorativa in sicurezza. Questi finanziamenti sono importanti perché rendono appetibile la zona industriale. E ovviamente questo porterebbe anche sviluppo, occupazione, che per la città etnea sarebbe un toccasana. Sappiamo che la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è a livelli in percentuale altissimi, quindi nuovi insediamenti sicuramente sarebbero ossigeno per la città etnea. L'intervento è il risultato di una programmazione condivisa tra Governo nazionale, Regione siciliana e Comune di Catania. La consegna dei lavori è prevista entro il 2027. Una breve pausa, poi andremo ad Agrigento dove l'erosione costiera mette a rischio persino la pista ciclabile a San Leone. Ad Agrigento il mare ha nuovamente colpito il viale delle Dune a San Leone. La pista ciclabile rischia di crollare sotto la spinta delle onde. L'erosione costiera avanza e Mare Amico chiede interventi urgenti per difendere appunto la costa. Sentiamo Davide Sardo. Il mare è tornato a colpire. Le onde hanno nuovamente aggredito la pista ciclabile del viale delle Dune a San Leone, che ora rischia per l'ennesima volta di crollare. Una scena che si ripete, puntuale a ogni mareggiata, con l'erosione costiera che continua a divorare pezzi di litorale. Questa volta però la situazione appare ancora più preoccupante. I danni si sono verificati prima dell'arrivo dell'inverno, quando il mare diventa ancora più impetuoso. La forza delle onde ha scavato sotto la pista, minando la stabilità del manto e rendendo pericoloso il transito pedonale e ciclabile. Mare Amico, che da anni denuncia il degrado del viale delle Dune, lancia l'ennesimo allarme. Servono interventi urgenti e concreti per difendere la costa agrigentina. Il progetto di protezione promesso da Regione, Comune e Genio Civile deve diventare realtà prima che sia troppo tardi, perché il mare non aspetta e ogni giorno che passa cancella un altro pezzo del nostro territorio. Con forbici, pettine e passione porta sul podio la professionalità e l'amore per gli animali. Il tolettatore modicano Alessandro Celestre conquista il terzo posto al Romeo Grooming 2025 a Roma, una delle gare internazionali più importanti del settore. Veronica Barbarino. L'eccellenza della toelettatura professionale siciliana si afferma a livello nazionale. Il toelettatore modicano Alessandro Celestre conquista il podio al Romeo Grooming 2025 a colpi di forbici e stripping.
La competizione tra le più importanti gare internazionali di toelettatura a scopo benefico ha visto la partecipazione per la categoria stripping libera di 14 professionisti provenienti da tutta Italia e Alessandro, con il suo lavoro di precisione sullo schnauzer gigante Ethan, ha ottenuto il prestigioso terzo posto. Lo stripping è una tecnica che viene utilizzata su alcune tipologie di cani che presentano il pelo duro. Ad esempio Jack Russell, bassotto tedesco a pelo duro, Schnauzer, e presentano un mantello che ha la necessità di essere rinnovato. Ormai è una tecnica poco diffusa perché richiede anni di pratica, richiede una profonda conoscenza del mantello, delle linee e della tecnica. Una disciplina quindi che richiede la massima esperienza e bravura. Dietro questo successo infatti anni di esperienza, tanta passione e un pensiero chiaro. La vera bellezza nasce dal rispetto e dal benessere dell'animale, perché un cane felice è il miglior premio di tutti. Breve pausa, poi la pagina del calcio, la sconfitta del Palermo con la Juve Stabia di ieri e invece oggi il Catania in casa affronterà l'Altamura. Eccoci al calcio, Palermo altra sconfitta in trasferta, la Juve Stabia vince 1-0 con il gol di Cacciamani e Rosanero che scivolano al sesto posto in classifica, adesso è crisi. Marco Gullà. Inconcludente, senza carattere, meritatamente sconfitto, con un gol nel primo tempo del giovane Cacciamani, la Juve Stabia batte il Palermo 1-0 e manda in crisi Rosanero alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite. Al Menti di Castellammare è andato in scena il remake di Catanzaro, un'altra prestazione da film horror, quella degli uomini di Inzaghi, mai pericolosi e sempre fuori dal gioco. Centrocampo che non funziona, attacco poco servito e questa volta anche la difesa è stata poco efficace, soprattutto in occasione del gol dei Campani. Regna l'equilibrio nella prima mezz'ora, anche se è la Juve Stabia ad avere più cazzimma. Il Palermo non riesce a creare gioco Ranocchia, che dovrebbe fare il regista gira a vuoto, così è la Juve Stabia a passare in vantaggio. Cacciamani approfitta di un clamoroso scivolone di Pierozzi, punta Bani e con il sinistro scaraventa alle spalle di Joronen la palla del vantaggio giallo-blu. Ti aspetti la reazione del Rosanero, ma non arriva. Ripresa, i cambi non danno vitalità al Palermo che sbatte contro il muro campano. Nessuno riesce a sfondare, anche gli esterni balbettano, poi Ampalo non viene mai servito. Inzaghi striglia i suoi, ma la squadra non reagisce. Nel finale, unica occasione per i siciliani, calcio di punizione sprecato però e palla in curva, tirata da Augello. Rosso nei secondi finali per Ranocchia, la copertina di una giornata da dimenticare. Abbiamo sbagliato l'approccio, purtroppo siamo ricascati negli errori che ci avevano già fatto perdere la scorsa partita a Catanzaro. Mi dispiace, oggi c'è solo da chiedere scusa, da rimboccarci le maniche, probabilmente quello che stiamo facendo non è abbastanza, lavoreremo ancora più sodo. Catania va all'assalto dell'Altamura per riprendersi la vetta della classifica. In attacco possibile chance per Caturano, in difesa Pieraccini sostituisce Ierardi. Tonino De Mana. Porte aperte del Massimino alle 12 con il consiglio della società ai sostenitori di andare allo stadio con congruo anticipo rispetto all'inizio del match previsto alle 14.30. Catania-Altamura non è una sfida di cartello, ma per gli uomini di Toscano vale comunque la vetta della classifica, seppur provvisoria, visto che la Salernitana giocherà domani sera. È un Catania in crescita, i risultati arrivano e il gioco è più fluido. Toscano prende atto dei progressi, ma non sottovaluta l'Altamura. Una squadra che ha dei principi ben definiti e per questo questa settimana abbiamo dedicato più tempo alle sedute video, perché hanno dei principi ben definiti e tanti che devi riconoscere durante la partita. Meno a centrocampo, dove dovrebbe essere riconfermata la coppia Quaini di Tacchio, con Corbari e Gimenez pronti a subentrare a partita in corso o dall'inizio al posto di uno dei due diffidati. In difesa, complice la maxi squalifica di Ierardi, ci sarà Pieraccini. Sasà sta lavorando bene, anche a Caserta è entrato, ha determinato nel gol, ha lavorato come doveva fare, ha dato il cambio dopo uno spezzone di partita importante a Francesco Forte, che fa un lavoro straordinario. Arriverà il momento di Caturano, arriverà
presto. E scende in campo anche la squadra di Diretta Stadio con collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Alla fine del match le interviste ai protagonisti. Con 2 gol di Fischnaller il Trapani centra la terza vittoria di fila dopo che il Picerno era andato in vantaggio al 6° minuto del primo tempo. Franco Cammarasana. Il solito Manuel Fischnaller regalò al Trapani una vittoria, la terza di fila, dopo che il Picerno per buona parte della gara aveva accarezzato il sogno di conquistare la prima vittoria da quando in panchina si è seduto Valerio Bertotto. Dopo appena 6 minuti, infatti, una indecisione tra Negro e Galeotti ha consentito al portoghese Abreu Santos di portare la sua squadra in vantaggio. Da quel momento Picerno ha arroccato dietro e Trapani in avanti, più volte pericoloso con Grandolfo. Il Picerno però in contropiede ha sfiorato il raddoppio con Di Brille al 44esimo e Abreu al 48esimo. Bravo Galeotti in entrambe le occasioni. Nella ripresa al 6° il Trapani potrebbe pareggiare con Di Noia, ma Marcone, ex di turno, devia in angolo. Il pari giunge al 35esimo. Frison strattona Grandolfo in aria e l'arbitro decreta il rigore che Fischnaller trasforma con freddezza. Al 45esimo lo stesso Fischnaller manca il raddoppio su un cross di Canotto, ma è preciso nei minuti di recupero a trasformare in gol vittoria un cross di Ciotti. E alle 14.30 scenderà in campo il Siracusa che al De Simone riceve il Latina. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta di Giuliano, sono sempre ultimi in classifica con 4 punti di stacco dalle dirette rivali per la salvezza. Traballa anche la panchina di Turati. E adesso andiamo alla meta futsal vittoria e primato per la meta che al Pala Catania batte 4 Tefel di Eboli. Gara tattica intensa tra 2 splendide realtà del campionato che ieri sera si sono affrontate a viso aperto e con numeri d'alta scuola che hanno divertito il pubblico sugli spalti. In evidenza Bocà, autore di una doppietta. Ci fermiamo qui per questa edizione del mattino del nostro telegiornale, vi ricordo alle 14 la prossima. Grazie per l'attenzione e ancora buona domenica.